Ore 10:40 di lunedì 8 giugno. Le due enormi pinze stritolano poco alla volta i muri e le strutture portanti dell'ultima vaschetta. L'11ª palazzina delle Vaschette a Marghera, area sorta negli anni 50 in via Pasini per ospitare gli esuli istriano-dalmati arrivati a Venezia dopo la Seconda Guerra Mondiale, lascerà spazio a nuovi progetti per il rione, dopo anni di abbandono e di degrado per la zona. Perché se lasci e abbandoni le persone che hanno più difficoltà, le abbandoni totalmente nel degrado, poi restano vittima del malaffare, dei prepotenti, e qui si annidava, questo è l'ultimo centro ancora di questa zona ed è simbolico ma è anche pratico, la buttiamo giù. Questi hanno presidi di delinquenza, dobbiamo liberarli e qui faremo un grande parco pubblico. Presenti a questa ultima demolizione anche la vice sindaca Luciana Colle e l'assessore alla coesione sociale. Oggi la priorità è partire con l'avvio delle procedure di bonifica del sito e ovviamente di sistemazione ambientale dell'area, per poi passare alla fase 3 e capire quale sarà la funzione da dare a questi luoghi. Sul destino di queste aree c'è già un accordo di programma ormai datato, ma la discussione resta aperta con il quartiere, ha assicurato Venturini. Non è escluso nemmeno il social housing, cioè una edilizia popolare ovviamente aggiornata ai tempi. In terraferma ci sono altri interventi di riqualificazione urbana di questo tipo? Intorno a via Trieste all'inizio c'è un insieme di palazzine di 1 o 2 piani estremamente degradate e quasi vuote, le stiamo completamente svuotando per poi arrivare anche a quelle all'abbattimento.